È importantissimo il lavoro di questi bambini, di queste bambine, che in fretta arrivino a destinazione e stiano sfruttati, né che... E arrivate a un certo numero per giorno noi fermiamo, perché ci sono nei villaggi, li pagano poco e gli fanno fare un sacco di mattoni per giorno. Noi arrivato a un certo numero basta, si fermano e vanno a casa. Verso le 11:30, come diciamo in dialetto, scapileiano. Ti viene preparato accuratamente. Agulu, mu kundionetsa monga mene mukusalaza pansi, di tabwa. Mukundionetsa monga mene di tabwa, mukupanga malo. Dei noi musaiva, ti bambo ino mumpitiriza. Mumpitiriza bambo, musai mi kencito. Come dicevo, il luogo viene preparato a questa maniera, con un pezzo di tavola si fa il livello, di modo che i mattoni possono star bene giù. Preparato il posto, praticamente c'è un altro, diciamo in dialetto mast, nata mast, come allineare i mattoni. Quando seccano, senza vengono coperti di modo che il sole faccia spaccare. Scusate l'italiano, ma ce ne siamo dimenticati. Vengono prelevati da terra, prima piana, vengono raddrizzati. Vedi lì? Una volta che i mattoni si sono vengono allineati in questa maniera ulteriormente. E poi vengono un muro. Uno di arte, uno di mestiere può conoscere, che è quello che un fourneur. Ecco, adesso cominciano a prendere il ritmo, perché tu